Guagliù, e siamo a parlare! Parlammo! Amici miei, la benzina è arrivata alle stelle! Niente di meno, mio nonno voleva mettere la benzina nel suo Apecar. Dopo mezz'ora l'ho visto tornare indietro con una bottiglia di 2 litri in mano. A piedi! Ho detto nonno, ma perché stai tornando a piedi? Mi ha risposto niente, per fare il pieno mi sono dovuto vendere 3 ruote! Pensate ai camionisti, ormai per risparmiare sono alla ricerca del benzinaio più conveniente. Un mio amico è partito da Caserta col camion, si è fermato al primo self-service, ma si risparmiava solo 1 centesimo. Allora ha proseguito, poi è andato da un altro ancora un altro, fino a che non ha trovato il prezzo più basso. E sapete dove l'ha trovato? Quando è arrivato a Dubai. Niente di meno, vicino alla pompa non ci stava il benzinaio, ci stava uno sceicco che gli ha detto: guagliò, qua sta la trivella, se vuoi risparmiare ancora fate il stesso tu. Niente di meno, quest'anno mio cugino voleva fare un regalo prezioso alla fidanzata, ha detto: tesoro, preferisci un bel punto luce? Ha risposto lei: meglio un punto carburante, mi fa più piacere. Ha detto: tesoro, ma così ti togli lo sfizio con tutte le tue amiche? Ha risposto lei: no, almeno così mi tolgo la macchina dentro al box, che niente meno da 2 settimane. Amici miei, ormai la spia rossa della benzina è fissa. Un signore si è lamentato dal benzinaio, ha detto: ma com'è? Ma con questa benzina dove vogliamo arrivare? Ha detto il benzinaio: guagliò, se non la metti da nessuna parte. E allora hanno aumentato la bolletta della luce, del gas e mo pure la benzina. Dice che adesso arriveranno i soldi del Recovery Fund. Guagliù, se continuiamo così i found non ci saranno, ma ci saranno solo i ricoveri. Ha già parlato.